la deposizione del documento che mancava, oggi possiamo dire che l'istituzione della civile non c'è. Giovedì ci sarà il Consiglio di Lega per ratifica, ma la documentazione è consegnata tutta quanta in ordine. Io prendo quell'occasione per fare un altro passaggio importante in questo momento così, diciamo così, di critiche varie. Vorrei ringraziare il segretario generale Leandro Casagrande per tutto il lavoro che ha svolto, diciamo, il signor Roberto, poi un lavoro importantissimo di ufficio e anche oltre, per far sì che tutto quanto poi collimasse con la chiusura di oggi. Oggi vi do anche due o tre linee, diciamo così, del nuovo staff, del nuovo gruppo organizzativo della società Treviso Calcio, che affronterà la stagione diciamo prossima e anche in futuro. Sicuramente sono tasselli importanti che avevamo già iniziato a ragionare qualche mese fa, parlo nel mese di gennaio-febbraio, con l'ufficialità di Mauro Trarini al consulente tecnico della società, e da qualche giorno prenderà ufficialmente la nomina di direttore sportivo, in quanto sarà fatto il contratto che abbiamo già concordato, di conseguenza sarà il nuovo direttore sportivo del Treviso ufficialmente per la prossima stagione e le stagioni a seguire. Leandro Casagrande non ho, penso, neanche nulla da eccepire, ma non per la conferma, ma per il grande amore, per il grande attaccamento che ha dimostrato ai colori biancocelesti, in silenzio, anche subito alle volte magari delle critiche, perché fa parte, diciamo, del gioco del calcio, però se l'è fatto con molta passione, con molta fedeltà, e quindi rimarrà finché ci sono io come direttore generale, il segretario generale del calcio Treviso. La collaborazione di Roberto Franzoi rimane intatta, e quindi siamo per la segreteria della prima squadra, la struttura è questa. Da oggi abbiamo raggiunto un accordo con l'amico Mario di nome, Santoro di cognome, Santoro, sì, per l'incarico di direttore generale della società. Figura diciamo che ha diverse esperienze a vari livelli, una figura che dà diciamo così la tranquillità e la certezza su delle scelte organizzative che andremo diciamo a puntualizzare, perché come sapete la C1 è una categoria che non è certo la C2, però sicuramente è una categoria che va organizzata in una certa maniera, di conseguenza di certe figure, di certe professionalità abbiamo necessità. Quindi ripianando al di là dell'aspetto tecnico, per poi andremo in merito delle nozioni, il nostro segretario Leandro, il direttore sportivo Traini, il direttore generale Mario. Ecco, magari se si può sapere qualche dato in più. Adesso però fare la parola, così lo prenderemo in maniera ufficiale. Quindi Mario, dire due parole di presentazione. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Mi trovo qui in un giorno particolarmente, diciamo, importante della società, in quanto siamo certi di fare un campionato di C1, quindi aver fatto un passaggio importante, che era quello dell'inizio del campionato. In un momento, direi, abbastanza, per quanto riguarda lo scenario nazionale, abbastanza complicato e difficile. Quindi questo comunque che va ad onore del Presidente e va ad onore
questi anni per ottenere questo risultato. Per quanto mi riguarda, penso che la stima e l'amicizia che ho con entrambe le persone che Renzo ha citato, penso che possano farvi svolgere insieme a loro il lavoro di organizzazione societaria in maniera, diciamo, serena. È chiaro che il lavoro che dobbiamo fare è importante perché siamo tutti e dobbiamo stare tutti comunque attenti a quello che è un budget, a quello che è una gestione aziendale. Cioè noi dobbiamo partire da questo presupposto. Quindi secondo me è fondamentale che la società debba essere gestita su delle linee programmatiche ben chiare e molto vicine a quelle che comunque oggi è la gestione di un'azienda normale. Quindi è chiaro che Mauro, che è un artista del mercato, riuscirà senz'altro a abbinare quello che è il concetto di competitività a quello che comunque è un occhio attento che dovremo sempre avere tutti a quello che è il bilancio. Quindi questo direi che è il mio impegno principale, come ha chiesto il Presidente. Altro impegno importante è quello di dare una riorganizzazione generale a tutte quelle che sono le varie posizioni all'interno della società. Per quanto riguarda alcune notizie invece di stretta attualità, diciamo che la squadra sarà in ritiro a Longarone mercoledì alle ore 9. Domattina ci sarà la presentazione delle liste con il nostro sul modo che prima della partenza verrà presentato il mister e mentre lo staff tecnico verrà dove e quando vi verrà comunicato, comunque senz'altro manderemo dopo l'orario perché dobbiamo vedere il mister che sta partendo da Roma a che ora è. Quindi per quanto riguarda invece lo staff tecnico, questo sarà presentato a Longarone. Pensiamo alla giornata di venerdì, comunque vi verrà fatto a tutto il programma, la stampa un programma di tutti i giocatori, le varie presentazioni che ci saranno a ritiro. La squadra sarà presentata a fine ritiro, nel compleanno cercheremo di farlo in famiglia, di fare una cosa che evento, una cosa serena. il ritiro quando finisce? Il ritiro finisce 3 settimane da mercoledì. Quindi queste sono le cose che al momento certe che vi dico. Poi informati sul discorso di chi stiamo cercando anche l'addetto stampa, quindi vedremo anche di seguire le comunicazioni. Tanto anche per organizzare anche tutta la parte di comunicazione della società. Quindi è chiaro che prima di darvi notizie preferiamo, forse come abbiamo di notizie, io stando qui